Vengono resi gli onori al prefetto della provincia di Trapani, Sua Eccellenza Dottoressa Daniela Lupo, che fa ingresso sul luogo della cerimonia accompagnata dal comandante del presidio militare di Trapani, colonnello Daniele Donati, e dal sindaco di Trapani, ragioniere Giacomo Tranchilla. Onori al prefetto della città di Trapani. Avrà luogo adesso la cerimonia dell'alza bandiera. Presentato. Alza bandiera. Il prefetto, il sindaco del comune di Trapani ed il comandante del presidio militare di Trapani procederanno alla deposizione di una corona di alloro in memoria dei caduti di tutte le guerre. Onori caduti!
Il Vescovo di Trapani, Sua Eccellenza Monsignor Pietro Maria Cagnelli, impartirà la benedizione al monumento ai caduti. Idealmente vogliamo tutti toccare questa corona con la quale onoriamo i caduti e vogliamo anche tutti stringerci come un'unica grande famiglia in questa festa della Repubblica, qui rappresentata da ogni ordine e da ogni espressione della nostra comunità. Ma onorare significa anche cogliere il lascito spirituale che ci hanno lasciato e pregare che questo lascito spirituale venga sempre più accolto profondamente nel cuore, nella mente, nella prassi quotidiana. Pertanto vi invito a fare vostra, quelli che vogliono con me, queste intenzioni di preghiera. Dio Padre, che hai ribaltato la pietra del sepolcro di Cristo, ridarai vita anche ai nostri corpi mortali, per unirci alla gloria del Signore risorto. Ti preghiamo per le vittime della guerra e di ogni forma di violenza, perché il loro sacrificio affretti un'era di fraternità e di pace. Ti preghiamo per i nostri familiari, amici e benefattori defunti, perché possano godere della gioia eterna nella contemplazione del tuo volto. Ti preghiamo in questo momento in particolare per i governanti e per tutta la famiglia umana, perché si fermino i conflitti, si estinguano le guerre, venga rispettata e difesa la vita di ogni essere umano e sia sempre la saggezza a guidare le menti e i cuori degli uomini verso la pace. Ti preghiamo infine per questa Chiesa di Trapani pellegrina in questo mondo già da 180 anni. Ti preghiamo perché diffonda sino ai confini della terra la beata speranza che splende in Cristo, vincitore di ogni egoismo, di ogni peccato, vincitore della morte. Egli è Dio, che vive e regna con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Chi vuole, chi può, si unisca alla recita del Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. La tua benedizione accompagni ogni proposito di bene. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona festa. Grazie. Il prefetto, Sua Eccellenza Dottoressa Daniela Lupo, leggerà il messaggio del Presidente della Repubblica in occasione del 78° anniversario della Festa della Repubblica. Chiedo attenti. Cari prefetti, rivolgo il mio saluto a quanti ricoprono pubblici uffici, alle comunità locali, alle espressioni della società che nei diversi territori celebrano la festa nazionale del 2 giugno.
nel 1946, la scelta del popolo italiano per la Repubblica, scrisse una pagina decisiva di democrazia e pose le basi per un rinnovato patto sociale che avrebbe trovato compiuta articolazione nella Carta Costituzionale. Un esito al quale si giunse dopo i tragici eventi bellici e la lotta di liberazione dal nazifascismo, costellata da molteplici episodi di eroismo, da eccidi efferati, di cui nel corso di quest'anno, con commossa partecipazione, viene commemorato l'80° anniversario in numerose località. Fare memoria del lascito ideale di quegli avvenimenti fondativi è dovere civico e preziosa opportunità per riflettere insieme sulle ragioni che animano la vita della nostra collettività, inserita oggi nella più ampia comunità dell'Unione Europea, cui abbiamo deciso di dar vita con gli altri popoli liberi del continente e di cui consacreremo a breve, tra pochi giorni, con l'elezione del Parlamento europeo, la sovranità. Fare memoria è un esercizio proprio a ogni cittadino e soprattutto per quanti, esercitando pubbliche funzioni, trovano nei principi costituzionali di libertà, uguaglianza e solidarietà una bussola di sicuro orientamento di fronte alle complesse sfide del presente. I prefetti, in particolare, sono chiamati nei territori provinciali a essere ogni giorno perno di unità e di coesione sociale, incarnando nei delicati ambiti affidati la missione di instancabili operatori della Costituzione, adoperandosi per il bene comune. È un'azione che, insieme alle altre istituzioni e alle diverse espressioni della società civile, i prefetti svolgono nella ricerca dell'interesse generale e per rinvenire adeguate soluzioni ai problemi delle comunità, in una fase resa ancor più ardua dall'aspro contesto internazionale. Dagli spazi di mediazione per la tutela dell'occupazione e per il superamento dei conflitti sociali, alla cura con le amministrazioni locali delle fasce più deboli della popolazione, a percorsi efficaci di accoglienza e di integrazione dei migranti. Si tratta di un lavoro prezioso a favore dell'unità del Paese e della sua coesione. Vale per la tutela delle libertà dei cittadini nello svolgersi della vita quotidiana, per lo sviluppo di efficaci cornici di sicurezza per territori sempre più sicuri e vivibili. Vale per la garanzia dell'esercizio del diritto di riunione e manifestazione. Con il contrasto alle spinte criminali, alla violenza e alla disgregazione, con la promozione in particolare tra le giovani generazioni della diffusione dei valori del rispetto della persona e del dialogo tra le distinte posizioni politiche, sociali, culturali, religiose, si affermano importanti testimonianze di devozione alla Repubblica e di senso dello Stato. Quando vengono tessute proficue sinergie tra le istituzioni locali e favoriti percorsi di raccordo tra il centro e i territori, quando, come è avvenuto anche nei mesi scorsi, insieme vengono affrontati gli eventi emergenziali, quando gli enti locali sono sostenuti nel superamento dei momenti di crisi amministrativa e finanziaria, viene rinsaldata l'unità dell'edificio democratico, valorizzando il principio di autonomia nell'orizzonte della solidarietà. Nel rinnovare i sentimenti di gratitudine della Repubblica per l'opera prestata, rinnovo ai prefetti e a tutti coloro che si adoperano per il bene della collettività gli auguri di buon lavoro e di buona festa, nell'auspicio che la ricorrenza del 2 giugno rafforzi la consapevolezza e l'orgoglio della partecipazione prerogativa di ciascun cittadino.
Grazie, signor Presidente, Di voto. per il messaggio che in primo luogo richiama la stretta continuità fra la lotta di liberazione dal nazifascismo, il referendum del 2 giugno 1946, in cui le italiane e gli italiani si lasciarono alle spalle anche la monarchia, e la nostra Costituzione, che definisce compiutamente la natura, i valori, l'architettura istituzionale della Repubblica, garantendo libertà, uguaglianza e solidarietà. Rivolgo un saluto alle autorità civili, militari, religiose, alle associazioni d'arma e combattentistiche, ai rappresentanti degli enti e alle associazioni intervenute, ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado del capoluogo e della provincia, qui rappresentate anche dalla Consulta provinciale degli studenti e delle studentesse, e a tutte le persone che sono qui per la festa della Repubblica. Il referendum, di cui oggi ricorre il 78° anniversario, necessaria premessa per la formazione della Costituzione, fu una scelta fatta per la prima volta anche con il voto delle donne, che risposero con una partecipazione di massa, come bene ha sottolineato il recente intenso film di Paola Cortellesi, in cui il voto del 2 giugno è rappresentato in tutto il suo valore di speranza di cambiamento e uguaglianza sostanziale per le donne nella Repubblica. Sono oggi adulti i nipoti dei giovani di quel 1946. Non tutto è andato bene in questi decenni. Le stragi eversive, le mafie, la pandemia, le guerre che ci circondano hanno messo e mettono a dura prova la tenuta sociale del Paese. Eppure quella tenuta c'è, a conferma della solidità delle radici della Repubblica, che affondano profondamente nei sacrifici e nei valori di libertà, uguaglianza e solidarietà, che si contrapposero all'oppressione del nazifascismo. Una Repubblica che la Costituzione democratica, fondata sul lavoro, con sovranità appartenente al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, garante di diritti inviolabili dell'uomo, nel richiedere l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, fatta di cittadini di pari dignità sociale, uguali davanti alla legge, senza distinzioni. La Repubblica si assume il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Una Repubblica veramente per tutti i cittadini, rispettosa e accogliente verso lo straniero, cui sono garantiti diritti inviolabili, anche con una scuola aperta a tutti. Il Presidente Sergio Mattarella ha voluto ricordarci come sia possibile fare fronte agli impegni costituzionali della Repubblica verso i cittadini, attivando proficue sinergie tra le istituzioni locali, favorendo percorsi di raccordo tra il centro e i territori, sempre valorizzando il principio di autonomia nell'orizzonte della solidarietà. Ogni giorno in questo territorio di Trapani, così significativo per il risorgimento italiano e per la lotta alle mafie, una rete di soggetti istituzionali e della società civile opera vivendo attivamente la democrazia nella condivisione dei valori e delle responsabilità che la Costituzione attribuisce alla Repubblica. Per questo, come simbolico passaggio del testimone dell'impegno solidale alla costruzione della democrazia nel quotidiano, saranno consegnate copie della Costituzione ad una rappresentanza di giovani impegnati nel sociale e nello sport. Buon 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti.
Il prefetto ed il sindaco di Trapani consegnano la Costituzione a Rallo Francesco, 18enne studente dell'Istituto Industriale di Trapani, animatore di un oratorio parrocchiale. Basilicò Maria, 19enne, studente dell'Istituto Magistrale. Dal 28 di maggio ha iniziato il servizio civile alla Caritas, seguendo il progetto domiciliare dal titolo 123 Scuola, in favore di bambini provenienti da famiglie indigenti. Emanuele Chiara, 18enne studente dell'Istituto Rosina Salvo, indirizzo Scienze Umane, è un rover in servizio presso il gruppo Scout Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani. Il prefetto e il sindaco di Vita consegnano la Costituzione ad Arena Chiara e ad Luigi Salvatore, 18enni di Vita, studenti impegnati nel volontariato. Il prefetto ed il sindaco di Marsala, su indicazione della delegazione provinciale del CONI, consegnano la Costituzione ad Acate Giuseppe, Centonze Giulio, Giliberti Stefano, Miceli Vito, Paxia Valerio, studenti dell'Istituto Comprensivo Cavour Mazzini di Marsala, da sempre promotore dello sport e dei suoi valori educativi, capace di favorire lo sviluppo globale della persona. Sono i campioni d'Italia di pallamano, giochi sportivi studenteschi. I ragazzi sono accompagnati dalla dirigente scolastica Giacalone Annalisa. Il prefetto e il sindaco di Castelvetrano consegnano la Costituzione a Giuseppe Pio Di Maio, 19enne che da settembre intraprenderà il percorso di studi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ha iniziato la sua esperienza con la Croce Rossa Italiana all'età di 16 anni, spinto dal profondo senso di umanità e dal desiderio di sostenere il prossimo. Aida Abdelaziz, 28 anni, spinta dal desiderio di aiutare il prossimo, è volontaria di Croce Rossa Italiana da 5 anni. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani procederà all'imbandieramento del Palazzo del Governo. Contestualmente, il coro 30 piedi della città di Erice accompagnerà la discesa della bandiera con l'inno di Maneli.
Vengano resi gli onori al prefetto di Trapani, Sua Eccellenza Dottoressa Daniela Lupo, che lascia il luogo della cerimonia accompagnata dal comandante del Presidio Militare di Trapani, colonnello Daniele Donati. Chiesto atti. Presentati. Onori al prefetto della città di Trapani. Piano, quieto, riposo. Il coro 30 piedi della città di Erice, a conclusione della cerimonia, eseguirà il brano Sorridi amore vai, tratto dal film La vita è bella. Le celebrazioni per la festa della Repubblica continueranno presso il salone di rappresentanza della prefettura per la consegna di alcuni riconoscimenti. Si ricorda alla cittadinanza che è possibile visitare il palazzo fino alle ore 14 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19.
Grazie, per i bambini, i principi della Carta Costituzionale a questi meravigliosi bambini e un pensierino piccolo, dolce. Va bene? Grazie a tutti. Grazie.